referendum che dal punto di vista della sostanza voi condividete? L'autonomia è uno dei temi che il Partito Democratico ha portato avanti negli anni, tanto da far inserire nel 116 della Costituzione, nell'articolo 116, questa possibilità da parte delle regioni di avere una autonomia differenziata in base ad alcuni principi di regolarità dei bilanci e quindi su questo ci crediamo fino in fondo. Fatto così, lo condividete questo referendum, 14 milioni di euro per una consultazione poi alla fine? Noi abbiamo sempre detto che oggi che il referendum è indetto, purtroppo arriviamo a farlo con una spesa che si poteva benissimo evitare. Non solo, ma le condizioni previste dall'articolo 116 erano possibili da parecchi anni a questa parte e ci rammarica il fatto che non ci sia stata volontà concreta di procedere a queste maggiori forme di autonomia. Oggi questo è uno strumento che viene dato in più e quindi non possiamo dire che non siamo d'accordo sui contenuti. Il metodo lo riteniamo troppo dispendioso e penalizzante dal punto di vista economico, purtroppo. Però è il governo che non ha concesso l'election day con le amministrative, un governo che si è dimostrato un po' non favorevole se non da qualche giorno con l'apertura da parte di Minniti. Il governo arriva anche qui in una situazione ormai agli ultimi istanti, last minute direi, a dare questa disponibilità perché evidentemente finora l'atteggiamento giocato da parte del Presidente Zaia nei confronti del governo è stato sempre quello di una sfida, è quello di portare avanti il traguardo sempre un metro più in là rispetto a come era possibile fare fin appunto da parecchi anni a questa parte. Prego. E quindi voglio dire questa volontà di entrare nel merito delle forme di autonomia viene ulteriormente rinviata al 23 ottobre, cioè il giorno dopo il referendum. Cioè la voce sanità, no? Che è la voce che maggiormente incide in un bilancio regionale anche nel caso della Regione Veneto. In caso di autonomia questi 8 miliardi rimarrebbero in Veneto per fare cosa? Ma già oggi sono 8 miliardi e 300 mila euro che vengono utilizzati e 300 milioni che vengono utilizzati appunto per il Fondo Sanitario regionale e servono per dare una garanzia di assistenza omnicomprensiva a tutta la Regione Veneto. Credo che dopo l'approvazione del referendum non cambi dal punto di vista della qualità dell'assistenza, cambia probabilmente nella misura in cui ci saranno ulteriori risorse per dare dei livelli essenziali aggiuntivi rispetto a quelli attuali. Quindi la virtuosità che oggi il Veneto vanta nei confronti delle altre regioni italiane potrà continuare a esserci con qualche marcia in più. Peccato, ripeto, che si poteva comunque fare questa ulteriore possibilità risparmiando già 14 milioni che sono i soldi della spesa del referendum. Insomma. Certo, 21 miliardi di gettito fiscale non potranno rimanere in Veneto. Il gettito fiscale non è oggetto di questo referendum, chiariamolo subito. Quindi lo devono sapere i veneti, cioè è un'illusione ottica, chiamiamola così, no? Come pure non è oggetto del referendum la possibilità di diventare regione a statuto speciale o addirittura, come dice in qualche occasione Zaia, una provincia autonoma come Bolzano. Non è questa, è un'illusione, attenzione. Ci siamo, come già detto e ribadito, è un referendum di tutti i veneti. Io mi auguro che questo venga capito e venga spiegato soprattutto da una campagna informativa che si terrà da qui al 22 ottobre. Spero ci siano dei comitati del sì come dei comitati del no e ognuno faccia sentire la propria voce ai cittadini, che poi i cittadini logicamente scelgano di conseguenza. Il fatto che sui documenti che vengono emessi dalla giunta regionale ci siano le informazioni per andare al voto non le sembra una campagna elettorale, insomma, un po' nascosta o una finta campagna elettorale? Guardi, secondo me non è altro che un invito al voto, ma proprio lo dico sinceramente, visto gli ultimi risultati, anche siamo andati nella tornata delle amministrative, insomma siamo stati sotto il 50%. L'imparzialità dov'è? Non deve esserci imparzialità, deve esserci
motivazione per i cittadini perché vadano a votare il 22. Invece il referendum Venezia Mestre viene ritenuto un referendum che non ha senso di esistere. Beh, vede, come già detto e ribadito più volte anche in aula, c'è l'articolo 133 della Costituzione, e qui parliamo della Costituzione della Repubblica Italiana, parla chiaramente: una legge ordinaria come la del Rio non può sovrastare la Costituzione, di conseguenza secondo me non c'è assolutamente nulla di irregolare. C'è solamente che logicamente finché ci sono quelli come Bressa che danno il parere, l'ex segretario di Bressa che dà il parere, logicamente accade questo, magari anche un po' per intimorire Zaia affinché non faccia... Ecco, ma Zaia è attendista infatti sul referendum di separazione Venezia Mestre. Sì, io come ho già detto auspico che il TAR prenda una decisione e che si possa andare il 22 ottobre anche con quello di Venezia. Noi come Consiglio regionale abbiamo l'osservatorio elettorale, stiamo strettamente collaborando con la Giunta perché appunto tutta la macchina organizzativa del referendum sia perfettamente appunto a posto per l'evento del 22 ottobre e per le fasi anche preliminari, quindi le schede, la raccolta dati, poi l'elaborazione. Quindi la macchina sta lavorando bene dal punto di vista tecnico funzionale. Partirà anche a settembre una campagna informativa per spiegare ai veneti che appunto il 22 ottobre si vota, quindi ci sarà un crescendo di informazioni, di iniziative, soprattutto appunto per spiegare l'importanza di andare a votare. Quindi mi auguro che questo lavoro giunga a tutti i veneti e tutti comprendano quanto è fondamentale in questa occasione andare a votare. Poi ognuno può fare quello che vuole, però esprimersi ed essere presenti in cabina elettorale penso sia un impegno che tutti i veneti devono sentirsi. Gonzalo Cesarini, il ministro Minniti vi ha dato udienza e vi dà una mano. Sì, anche questo è un po' spiacevole e sgradevole, il fatto che dopo un anno di lettere mandate si arrivi proprio all'ultimo a dire ok, collaboriamo. Avremmo comunque potuto fare lo stesso, ma noi siamo assolutamente per uno spirito di leale collaborazione per far sì che questa consultazione sia la più lineare e regolare possibile. Ci pare di cogliere appunto che dagli ambienti ministeriali, e sto parlando soprattutto dei funzionari, dei dirigenti dei ministeri più che della parte politica, ci sia un po' di timore rispetto a questo evento referendario e quindi non mi pare che ci sia questo grande entusiasmo nel dare la giusta e leale collaborazione che la Regione Veneto si aspetta. Trova che sia leale applicare i documenti che vengono emessi dalla Giunta regionale, l'informativa sul referendum non è una velata campagna elettorale, perché invitare a votare quasi è un invitare a votare sì. Io penso che la macchina regionale debba essere al servizio dei cittadini e se questo appunto rapporto col cittadino è anche un momento di informazione, non di propaganda ma di informazione all'evento elettorale, non ci trovo nulla di così particolare. Vedo che tanti fanno distinguo, che ognuno o qualcuno non coglie appunto l'occasione di star zitto e anzi utilizza qualsiasi argomento per cercare di denigrare invece una consultazione che deve essere assolutamente democratica. Io veramente ho paura di chi ha paura delle consultazioni democratiche, ho paura di chi vuole limitare la possibilità dei cittadini a esprimersi. Ecco, quelle persone lì mi fanno paura sinceramente. Votare sì, ma c'è un distinguo tra i fronti del sì. Sì, ognuno ha la sua idea ovviamente. Io credo che sia indispensabile andare a votare, indispensabile, e opportunamente è meglio votare sì. Per quale motivo? Perché è una spada di Damocle che abbiamo sulla testa, Roma ci sta controllando, ci valuterà sulla base dell'afflusso alle urne, è necessario che il Veneto dica in modo chiaro e forte che vuole un rapporto diverso rispetto allo Stato centrale con questo referendum. Il messaggio da dare è esattamente questo: il popolo veneto vuole che la Regione Veneto abbia un ruolo totalmente diverso rispetto a quello che ha avuto finora, non più esecutrice di ordini ma autonoma nella gestione delle proprie risorse e delle proprie competenze. Lei sono anni, decenni che parla di autonomia, anche con il 20% famoso dell'IRPEF. Non crede che questa sia una consultazione, visto che poi è una consultazione soltanto consultiva, che possa essere l'ennesima illusione per i veneti?
E il pericolo è forte, non lo nascondo, anzi è quasi una certezza. Il problema è che se all'ennesima richiesta del Veneto, perché è l'ennesima richiesta, Roma dovesse rispondere come ha sempre risposto finora, io sono anni che faccio battaglia autonomista, da 10 anni però faccio quella indipendentista. Io sono assolutamente convinto che non c'è alternativa all'indipendenza e se dovesse naufragare la relazione fra Roma e Venezia dopo questo referendum sarebbe chiaro a tutti che l'indipendenza è l'unica strada possibile. Sì per l'autonomia con questo referendum? Assolutamente sì, ed assessore all'istruzione con grande convincimento. Io faccio sempre l'esempio di quello che sarà come la provincia autonoma di Trento per la scuola, ovvero concorsi su base territoriale, concorsi per presidi, una organizzazione che non vedrà più entrare nella normalità dell'anno scolastico come è accaduto l'anno scorso molto avanti, quindi una migliore efficienza perché si andranno a valutare esattamente le condizioni sul territorio, vuol dire tutto il personale della scuola. Solo per citare un esempio, l'autonomia è una grande occasione per il Veneto perché dimostra la sua buona capacità di governo anche in materie che oggi già la Costituzione dice che possono essere concorrenti con lo Stato. Il vostro sì all'autonomia come si differenzia da altri sì, magari della Lega Nord o di altri movimenti da sempre autonomisti? La scorsa legislatura il Popolo della Libertà, in particolare il gruppo a cui appartenevo io, aveva votato chiaramente no per l'indipendenza, ritenendola una cosa irrealizzabile, un po' una sorta di grande solo campagna così di slogan elettorale. E invece mettemmo dentro il disegno di legge sull'autonomia la possibilità di fare un referendum. Se oggi si può andare a votare con un referendum per l'autonomia è perché allora noi dicemmo no all'indipendenza sì all'autonomia. L'autonomia è realizzabile, l'autonomia è vera ed è concreta, l'autonomia tiene insieme in uno Stato federato l'Italia. Io credo nella indivisione della mia patria, sono una italianissima convinta perché nel mondo vale questo, vale il Made in Italy, vale l'Italia, vale la grande storia, la grande cultura, la grande economia, la grande imprenditoria. C'è bisogno però di una migliore organizzazione sui territori e qui sta l'autonomia del Veneto. Per certificare quello che da sempre qui nel territorio è stato definito federalismo, no? Che ormai è una parola morta e sepolta, si spendono 14 milioni di euro, non è troppo costoso? Sì, è troppo costoso perché avremmo potuto fare un election day fatto in modo diverso, perché abbiamo chiesto in maniera convinta al governo di permetterci di votare per esempio con lo scorso referendum. Il tema era lo stesso perché si vieta di fare un referendum sui medesimi argomenti quando invece la legge dice sugli stessi argomenti si deve fare un'unica votazione. Allora c'è qualcuno che vuole farci dire che stiamo buttando i soldi. È chiaro che sono tanti, li avrei spesi altrimenti, però piuttosto che non farlo è meglio farlo. Maurizio Conte, fresco di creazione di un nuovo gruppo consigliare formato solo da lei? Innanzitutto per dare un segnale che non sono più legato a quello che poteva essere appunto l'aspetto delle elezioni, ma adesso dobbiamo guardare gli obiettivi. Penso che appunto il referendum sull'autonomia sia un obiettivo che non può essere cavalcato solamente da un partito o appunto da uno schieramento, ma deve essere soprattutto un obiettivo dei veneti. E quindi come storia anche personale ho sempre lavorato nell'ambito di quello che può essere un voto utile per i veneti e in questo caso penso e spero che i veneti capiscano che andare a votare significa dare sicuramente forza a quelle istanze che da sempre vedono il Veneto verso un'autonomia maggiore. Divorzio da fare perché Fare non aveva questo slancio verso l'autonomia, probabilmente condivideva il concetto dell'autonomia ma non il referendum. Ci vogliono chiarezze di quelli che sono gli obiettivi e anche soprattutto anche di uno schieramento. Mi sembra che effettivamente abbiamo troppo dato un senso di incertezza, di indecisione su dove collocarsi. Io ritengo che nell'ambito del centrodestra c'è tanto da fare, tanto da ricostruire e quindi anche l'apporto che viene dato con questo obiettivo del referendum, ma in particolare con quella che sarà una posizione soprattutto di valutazione di tutti quelli che saranno i provvedimenti e come ho sempre fatto voterò per dare sicuramente un futuro migliore ai veneti. Quindi un'autonomia più chiara? Un'autonomia più chiara e soprattutto anche più certa, perché spero che appunto con il risultato plebiscitario del referendum non ci siano più scuse. Chi andrà a Roma a trattare, quindi Zaia, non potrà più dire non ho la forza
di quello che è lo slancio e la forza della gente, del popolo veneto, e quindi non dovrà sicuramente mettersi sul tavolo, non contrapporsi, ma trovare una mediazione che sia sicuramente un primo passo verso l'autonomia maggiore del Veneto. Nessun riavvicinamento alla Lega? No. In questo momento io guardo appunto a obiettivi ben definiti e poi nell'ambito del centrodestra farò delle mie valutazioni. Marino Zorzato, tutti d'accordo su volere un Veneto più autonomo, però sono autonomie a diverse velocità. Intanto la legge che proporremo al referendum è la nostra legge, la mia legge, quindi bene che adesso tutti siano con noi. Un dato importante ci vorrà, tanti veneti che dicono sì, perché poi comincia la partita difficile, perché non importa chi sarà il governo, ma sarà dura ottenere per il nostro Veneto tanta autonomia quanta ne vogliamo. Allora tutti assieme, soprattutto in questa battaglia, non possiamo essere un po' di qua, un po' di là. Tutti assieme Veneto che tratta con Roma, visto che siamo efficienti e bravi storicamente, dovremmo avere di più per mostrare agli altri come si governa bene. C'è il tema della sanità, no? Che è la voce principale di spesa del bilancio della Regione Veneto. In caso di ottenimento di questa autonomia o in caso anche di un sì, che cosa potrebbe cambiare? Quali sono magari gli scenari di investimento in materia sanitaria, che è un po' quella che è più sensibile al cuore dell'elettore? Oggi siamo autonomi nella spesa, cioè questi 9 miliardi che abbiamo possiamo spenderli come vogliamo. Il problema nostro oggi non è come spenderli, siamo tra i migliori ormai da 20 anni. Il problema è che probabilmente meritiamo più risorse, quindi la battaglia non sarà sull'autonomia di spesa che già abbiamo, ma sarà sul fatto che una buona sanità, una buona regione, forse, proprio per mostrare come si governa la sanità, necessita di ulteriori risorse. Questa è la vera trattativa. Non si poteva arrivare allo stesso risultato con un lavoro di lobby e risparmiare 14 milioni di euro? Non guardo indietro, non guardo alle polemiche, non mi interessano, capisco che potremmo farne centinaia, sono passati 3 anni e poi no, non importa. Oggi abbiamo una scadenza di tutti che è un voto che dà forza alla giunta regionale, quale che essa sia, per trattare con il governo nazionale quale che esso sia nell'interesse dei veneti. In campagna elettorale quali saranno appunto i punti principali? Non so se questo è un tema di campagna elettorale vero, perché non possiamo rischiare che il Veneto si isoli. Quindi la campagna elettorale sarà quella tradizionale in cui ognuno vendrà le sue bandiere, però per me, che sono il primo firmatario di questa legge, credo che quello che mi importa è che la votiamo in tanti, senza rotture partitiche, per essere forti nella trattativa. Non può essere in Veneto una legge divisiva. Perché altrimenti c'è il rischio di fare la fine del referendum di Renzi? C'è il rischio non questo, noi la voteremo in tanti, ma io che ho fatto anche altre esperienze ho visto quanto sono capaci di far lobby i colleghi di altre regioni, a differenza dei veneti che storicamente sono molto individualisti. Allora noi dobbiamo, se è vero che l'individualismo ha fatto l'economia veneta, i nostri artigiani, i nostri commercianti, è vero che in questa battaglia dobbiamo essere squadra e per essere squadra dobbiamo essere intelligenti e non partigiani. Vediamo se siamo capaci. Roberto Mercato, sì, per questa autonomia quali possono essere i riflessi per quanto riguarda il mondo delle imprese, quindi dello sviluppo economico di questa regione? Il fatto che si possa arrivare ad avere più risorse e più capacità decisionale, noi potremmo da una parte avere soldi veri da drenare nel sistema produttivo, dall'altra potremmo declinare in salsa veneta le normative che più servono alle nostre imprese. È del tutto evidente che di fronte a un mondo che è ancora in crisi, immaginare ricette che vadano bene a Caltanissetta come a Padova è completamente sbagliato. Noi abbiamo esigenze diverse rispetto al Piemonte, rispetto alla Lombardia, rispetto alla Calabria, quindi questa capacità decisionale farebbe bene al nostro sistema produttivo, perché per esempio, faccio un esempio per tutti, la nostra forza sono le piccole, medie o piccolissime imprese, oltre il 90% ha meno 10 addetti dentro le proprie imprese. Se lei va in Lombardia c'è una realtà completamente diversa, lì c'è la grande azienda. Quindi oggi c'è una legge che vale per tutti, questo è inimmaginabile, il fatto di poterle declinare sarebbe per il Veneto una grande opportunità. Quindi la vittoria ipotetica di un sì vorrebbe dire avere un peso politico?
Assolutamente sì, vorrebbe dire anche per la prima volta portare il Veneto nel luogo che gli spetta nella storia. Lei parlava di piccole e medie imprese che sono quelle che dovrebbero insediarsi a Porto Marghera, no? In questa ipotesi di rilancio sono 100 anni di Porto Marghera, però lo sviluppo di Porto Marghera può essere consono ad un'eventuale separazione tra Mestre e Venezia? Sì, assolutamente non ci sarebbe nessun problema, anzi io sono favorevole a questa separazione perché a mio avviso il sindaco di una città come Venezia dovrebbe preoccuparsi solo di Venezia. Cioè, immagino anche la difficoltà di Brugnaro di doversi preoccupare del Canal Grande o di rappresentare Venezia nel mondo e poi del sistema dei rifiuti in un vicolo di Mestre. Cioè, anche la difficoltà di far convivere realtà così diverse. Mestre merita un'attenzione particolare perché ha bisogno di ritrovare serenità, prospettiva e sviluppo, e Venezia merita l'attenzione del mondo. Quindi sono due realtà completamente diverse, io credo che la separazione faccia solo bene e Porto Marghera in questo avrebbe solo da guadagnarsi. Porto Marghera resta con Venezia? Là si vedrà, nel senso che una parte potrebbe insistere su Venezia, una parte no. Porto Marghera va vista nella sua complessità, in maniera assolutamente organica e finalmente, come dire, abbiamo iniziato a mangiare l'elefante che va mangiato a pezzi, ma abbiamo iniziato a mangiarlo.